La Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora ha ospitato la presentazione del libro Colpo di Stato e i conquistatori, scritti a due mani dai giornalisti Franco Fracassi e Tiziana Alterio. Nei due volumi gli autori hanno scelto di indagare l'economia e il popolo greco, passando da una democrazia apparente fino a toccare i temi delle nazionalizzazioni necessarie e delle privatizzazioni in Europa. In questo secondo libro noi affrontiamo il tema delle privatizzazioni ad ampio spettro, perché il nostro focus non è soltanto l'Italia ma anche gli altri paesi del sud Europa, proprio per far comprendere come si è arrivati ad un cambio di rotta dagli anni 90 in poi. Perché è importante ripercorrere un po' la storia per capire anche dove dobbiamo dirigerci e come cambiare rotta in questo momento storico. E quindi noi parliamo anche di nazionalizzazioni necessarie dei beni, per esempio dei beni collettivi, che non è un tornare indietro, ma è un rivedere il passato per capire quali sono stati gli errori, perché le privatizzazioni non hanno funzionato, e come appunto ritornare invece ad uno Stato che ritorna a fare lo Stato, cioè quindi a occuparsi dei beni essenziali dei cittadini. A suggerire la tematica del volume dunque la stretta attualità dei nostri giorni, dice Fracassi, già autore di molti film inchiesta. L'Italia stava per affrontare l'inizio di un nuovo governo che era cosiddetto antisistema. Noi pensavamo che sarebbero potute accadere una serie di cose e quindi abbiamo voluto studiare queste cose visto che sono già accadute in un altro paese, cioè la Grecia, e in più ci siamo resi conto studiando quelle cose che l'obiettivo non era tanto il paese in se stesso ma era l'economia e il popolo di quel paese, e quindi alla fine siamo trovati tanto materiale, abbiamo fatto anche un secondo libro dove raccontiamo come è stata depredata anche l'economia, in quel caso non solo della Grecia ma soprattutto dell'Italia. A fare gli onori di casa il consigliere comunale Fabrizio Pintori insieme al consigliere regionale Loreto Marcelli. Siamo contenti che questo evento si svolga a Sora, siamo lieti di ospitare giornalisti del calibro di Franco Fracassi e Tiziana Alterio, che con questo libro raccontano e fanno una cronaca fedele di quanto avvenuto in Grecia negli ultimi anni, ma che è un problema che ha riguardato non solo la Grecia, ma diciamo ha riguardato i cosiddetti PIGS, cioè i paesi del Sud Europa, Portogallo, Italia, Spagna, sino ad arrivare anche all'Irlanda. Diciamo che questo libro non fa altro che aprire uno scenario piuttosto inquietante su chi davvero decide e quali sono i fini che vengono perseguiti quando vengono prese determinate decisioni a livello europeo. Quello che lascia veramente perplessi è che sembra che il fine che venga perseguito non sia quello del benessere dei cittadini, dei popoli, ma sembrano più che altro gli interessi invece di elite finanziarie o bancarie. E questo dovrebbe far riflettere molto su quello che dovrebbe essere poi invece lo sviluppo, le scelte che deve compiere la politica riguardo i cittadini. La presentazione di un libro dal titolo particolare, perché il titolo è Colpo di Stato. Io più che colpo di Stato vorrei dire che noi italiani siamo stati più fortunati. A differenza dei greci, perché la volontà popolare nelle ultime elezioni è stata rispettata, quindi è il cittadino, la persona al centro della politica.